sì definitivo la Camera l'autonomia differenziata diventa legge pioggia di reazioni politiche, esulta la Lega che parla di giornata storica, Roma Zaia incontra la stampa pronti a far partire la trattativa con il governo. Una dura battaglia, quella per l'autonomia portata avanti da pochi coraggiosi, diventata legge a quasi 7 anni dal referendum del 22 ottobre 2017, il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Paura a Martellago per una bambina di 2 anni colta da malore sul bus, l'autista ha bloccato il mezzo e ha chiesto aiuto a soccorrere la piccola, un medico in pensione. 5 giovani, tra cui un minorenne, denunciati per il violento pestaggio di un autista CTV avvenuto annuale il 26 maggio. I carabinieri di Scorzè li hanno individuati. Migliaia di lavoratori hanno un reddito attorno ai 10.000 euro sotto la soglia di povertà, gli uomini guadagnano in media 5.000 euro in più delle donne, sono alcuni dei dati del report della CGIL regionale. Continua malcontenta la battaglia del Comitato Tutela Salute e Ambiente per il mancato spostamento dei serbatoi della San Marco Petroli, è stato depositato un ricorso. Al via gli esami di maturità con la prima prova, lo scritto d'italiano da Ungheretti a Pirandello fino alla bomba atomica. Sentiamo che cosa hanno scelto i maturandi veneziani. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, in apertura l'autonomia, con il sì definitivo alla Camera passa il disegno di legge sull'autonomia differenziata che di fatto diventa legge, una vittoria storica per il Carroccio, un iter sofferto dal referendum all'approvazione durante il governo Meloni, diverse le voci che si sono alternate in questa giornata importante per il Veneto. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99, la Camera approva. Tutti d'accordo nel definirla una giornata storica. Il doppio sì alla Camera e al Senato fa diventare legge l'autonomia differenziata. Dopo una seduta a fiume, 172 voti a favore, 99 contrari, passa il DDL Calderoli. Una riforma realizzata dal governo Meloni, ma che ha indiscutibilmente un unico padre, la Lega. Grazie al grande lavoro del ministro Calderoli, grazie a Luca Zaia, al vice premier Matteo Salvini che l'ha posta al centro dell'agenda politica del nostro governo. Li ringrazia uno a uno Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, relatore dell'autonomia. Zaia da Roma convoca una conferenza stampa poche ore dopo la notizia. La lotta alle diseguaglianze, questa è la vera sfida, la sfida di un paese, come dicono gli esperti di federalismo, il federalismo è centripeto, cioè aggrega i paesi, il centralismo è centrifugo, li disgrega, quindi penso che sia un'azione anche verso l'unità. La Lega esulta ricordando gli esordi del referendum. I veneti avevano votato con la maggioranza assoluta un plebiscito il referendum nel 2017. Gli alleati orgogliosi, i meloniani non mancano di sottolineare il loro ruolo nella partita. Solo grazie al governo Meloni è arrivata l'autonomia differenziata. Forza Italia intanto manda un messaggio di unità. Questo provvedimento che finalmente comincia a dare un po' di autonomia a tutte le regioni d'Italia. Così il passionario in casa Lega, l'assessore regionale Roberto Mercato. Fratelli Italia dice che è merito della Meloni se abbiamo l'autonomia. Perfetto. Se questo è vero, i LEP, le deleghe non LEP devono arrivare entro 15 minuti e quelle non LEP bisogna trovare le risorse e farle arrivare anche quelle. Dobbiamo continuare sulla strada della responsabilità amministrativa, predica il presidente di ANCI Veneto in quota Lega Mario Conte. Non c'è un comune in Veneto che sia in dissesto o in predissesto finanziario, significa che la cultura del buon governo e la sensibilità nei confronti dei nostri cittadini fa parte del nostro DNA. Ecco, questo significa autonomia. Coloro che la temono sono coloro che sono abituati a chiedere esclusivamente aiuto a Roma. In aula tutta la notte la maratona notturna contro cui l'opposizione punta il dito. Durissimo questa mattina il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella. Si è consumato sulla pelle dei cittadini il vergognoso baratto fra autonomia differenziata e premierato. A Fratelli d'Italia il premierato, una riforma che scardina la nostra Costituzione, alla Lega l'autonomia differenziata, provvedimento che cristallizza le diseguaglianze del nostro Paese. Ora toccherà alla Regione portare avanti le intese riavviando le trattative con Roma. Pronto il Veneto a chiedere il via libera per quelle materie 9 non soggette ai livelli essenziali di prestazione. Tutto questo dopo la promulgazione della legge da parte del Capo dello Stato.
Tra i 60 membri della commissione cassese che ha affiancato il ministro Calderoli nel cammino della legge sull'autonomia, anche il costituzionalista Mario Bertolissi, che ribadisce nessun rischio per la Costituzione. Una volta appunto entrata in vigore la legge quadro, a prescindere da impicci che possono sorgere, impugnative dalla stessa, sospensione di attività e via di questo passo, può essere avviato il confronto fra la regione che chiede e il governo. È uno dei 60 membri della commissione cassese Mario Bertolissi, costituzionalista friulano con studio padovano, tra i padri di questa legge. Bene l'approvazione, anche se di giornata storica preferisce che siano i posteri a parlare. A chi anche in queste ore ha sventolato la Costituzione in aula ribadisce puntuale: l'autonomia non crea alcun rischio. Non penso affatto che corra un rischio la nostra Costituzione. Se vuole aggiungo anche due cosette che però dovrebbero far riflettere. Se pensiamo al fatto che l'Italia ha così grandi differenze, l'ho accennato anche prima, chiediamoci perché queste differenze continuano ad esserci. Queste differenze, tra l'altro, sono gigantesche per quel che riguarda la fiscalità. Vi pare possibile che, come ha scritto di recente Alberto Brambilla, il 5% si sobbarchi praticamente tutte le spese che contano in questo paese, il 5% dei contribuenti? Io penso che questo sia uno scandalo enorme e sia una violazione strutturale della Costituzione. Ci siamo trovati di fronte 1000 volte a situazioni di questo genere. Colui che non ha pagato il tributo ha ottenuto l'erogazione di tutte le prestazioni e servizi gratis, ma non solo, avvantaggiandosi anche di bonus ed altro. Il povero Cristo che prende 1.000 euro al mese ha concorso per sostenere anche queste altre spese. Mi domando, ma non si dovrebbe scendere in piazza per questo? Non è minata la Costituzione, il patto costituzionale in radice per queste ragioni? E potrei continuare a aggiungerne altre per dire che se vogliamo proprio mobilitarci, mobilitiamoci con quella che rappresenta la violazione più plateale, essenziale, direi insopportabile di ciò che presiede a una vita civile, perché noi attraverso la povertà certe volte di coloro che vivono al limite garantiamo il sostentamento e l'erogazione di prestazioni di coloro che si sottraggono al dovere di concorrere alle spese pubbliche. Quindi nessuna preoccupazione della fiscalità regionale. Pensi lo Stato a mettere a posto la sua? Io per la verità la sto aspettando da quando ho fatto l'esame di diritto tributario, e cioè dal 1972. Una dura battaglia, quella per l'autonomia portata avanti da pochi coraggiosi, diventata legge a quasi 7 anni dal referendum del 22 ottobre 2017. Il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Scommettiamo che ora che l'autonomia differenziata è diventata legge, gli autonomisti spunteranno come funghi, perché è sempre così in Italia, no? C'è la carica iniziale, quelli che vanno avanti, che sfidano coraggiosamente il nemico, gli altri rimangono nelle retrovie, gli altri rimangono nelle trincee. Quando capiscono che si sta per vincere, allora saltano anche loro contro il nemico, no? E questo è una tecnica collaudatissima dalla politica italiana. In realtà si è fatto poco per l'autonomia. Dopo quel voto del 22 ottobre del 2017, 2.400.000 veneti sono andati a votare, ma poi un silenzio assordante. Non ricordo grandi interventi in Parlamento di nostri deputati o senatori che abbiano invocato l'autonomia, che abbiano aiutato per esempio la ministra Erika Stefani negli anni in cui c'erano i bastoni tra le ruote ad andare avanti. Quindi è stato un pugno di uomini, il presidente Zaia, il professor Mario Bertolissi, Matteo Salvini e tanti altri, Alberto Stefani, ovviamente, a fare in modo che l'autonomia procedesse. Adesso
Adesso è legge ed è triste pensare che non ci sia stato un afflato generale per arrivare all'obiettivo. È triste anche aver visto sventolare i tricolori in aula da parte di chi chiamava l'Italia fino a poco tempo fa il paese, di chi non capisce che nella Costituzione c'è l'autonomia. Il titolo quinto, l'articolo 116, l'articolo 117 e il premierato, ci si oppone al premierato e ci si oppone quindi alla volontà popolare. Non è meglio fare eleggere un premier dai cittadini piuttosto che dai giochi di palazzo, dalle segreterie di partito, attraverso gli inciuci. Ecco, noi da domani toglieremo il counter, non conteremo più i giorni perché si è arrivati all'obiettivo, ma la bandiera dell'autonomia la teniamo perché c'è ancora molto da fare e non si può restare soli in un campo di battaglia, bisogna essere in tanti, bisogna essere un esercito. Vedremo venerdì, dopodomani a Montecchio Maggiore quanta gente ci sarà, forse sarà l'inizio della consapevolezza dei veneti che bisogna lottare fino alla fine e difendere le bandiere, soprattutto quelle millenarie, con le unghie e con i denti. Siamo alla cronaca. Una bambina di 2 anni ha perso i sensi dopo aver iniziato a boccheggiare mentre si trovava coi genitori sull'autobus che da Martellago porta a Scorzè. È stata la prontezza dell'autista CTV che ha fermato il mezzo, il provvidenziale intervento di un medico in pensione che ha soccorso la piccola evitando che si soffocasse, evitando il peggio. Gradualmente la bambina ha ripreso conoscenza. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un autista CTV avvenuto annuale all'alba del 26 maggio. I carabinieri di Scorzè li hanno individuati grazie a testimonianze e riprese video. All'alba del 26 maggio avevano picchiato il conducente di un autobus CTV della linea annuale Venezia in una maniera talmente violenta che lui aveva persino temuto di morire. Era stata un'aggressione brutale nella quale il malcapitato autista aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 8 giorni e una grandissima paura. I carabinieri di Scorzè hanno denunciato 5 giovani, tra cui un minorenne, ritenuti i presunti responsabili del pestaggio. Grazie alle testimonianze raccolte da chi era presente e da un'attenta analisi delle riprese video realizzate da alcuni passeggeri. Il quintetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica Lagunare presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, in quanto gravemente indiziato di lesioni personali, danneggiamento aggravato, violenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Dopo una serata in discoteca e verosimilmente in preda ai fumi dell'alcol, erano saliti a bordo dell'autobus ed avevano iniziato ad infastidire l'autista, scagliandosi poi contro la paratia divisoria in plexiglass della sua postazione, insultando, minacciando e aggredendolo fisicamente. Poi, dopo aver danneggiato ed aperto le porte del veicolo, costringendo l'autista a fermare l'autobus, i giovani erano riusciti a guadagnarsi la fuga. Poco dopo l'aggressione, la vittima aveva raccontato quella terribile esperienza ai nostri microfoni. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. La Procura ha disposto la rimozione delle barriere di sicurezza e del parapetto nel tratto del cavalcavia superiore di Mestre, dove si verificò l'incidente del 3 ottobre 2023 che causò la morte di 22 persone. Per consentire le operazioni domani il cavalcavia sarà chiuso al traffico dalle 9:30 alle 16, divieto di transito a tutti i veicoli sul cavalcavia superiore di Marghera e via della Libertà in direzione ovest e divieto di transito sulla corsia di adduzione alla regionale 11, sulla rotatoria all'intersezione con via delle Industrie. Se necessario, il divieto di transito sarà esteso sul tratto di via dell'Elettricità dall'intersezione con via della Pila in direzione A57. Durante una serie di controlli a Venezia, i finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano hanno scoperto 16 lavoratori irregolari in 2 attività commerciali, di cui 7 completamente in nero e il resto impiegati in altre forme di irregolarità. Si tratta di locale classificato come sala da ballo nella zona dell'Arsenale, in un negozio di souvenir del Sestiere di Canareggio. L'operazione si aggiunge alle altre eseguite nel 2024, sempre a Venezia. Dall'inizio dell'anno i militari del comando provinciale hanno
individuato un totale di 52 posizioni non a norma, 28 lavoratori totalmente in nero e 24 impiegati irregolarmente. I controlli hanno comportato conseguenze amministrative per 19 datori di lavoro, multati per importi che vanno da un minimo di 1.950 euro ad un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore individuato. Migliaia di lavoratori hanno un reddito attorno ai 10.000 euro sotto la soglia di povertà. Gli uomini guadagnano in media 5.000 euro in più delle donne, sono alcuni dei dati del report sul mercato del lavoro della CGIL regionale. Demografia, mercato del lavoro e retribuzioni in Veneto. Il rapporto annuale di IRES, presentato nella sede regionale della CGIL a Mestre, disegna un quadro in chiaroscuro, a partire dal processo di invecchiamento della popolazione che colpisce anche il mondo del lavoro. Abbiamo poi l'altro dato che emerge, che il lavoro in Veneto c'è sicuramente, ma che le assunzioni sono per lo più precarie, e questo rappresenta un tema di problematica per le persone che vengono inserite con questa tipologia contrattuale, per la prospettiva di vita futura. Il lavoro è precario, ma c'è. Negli ultimi anni i tassi di occupazione nazionale sono sempre inferiori di circa 7 punti percentuali rispetto al Veneto. C'è poi il fatto che rimane una grossa differenza di stipendio tra uomo e donna, del 29% nella retribuzione media annua, dovuto solo in parte alla maggiore presenza di contratti part-time tra le lavoratrici. Tra i full-time la differenza della retribuzione media annua tra uomo e donna è del 16%, 5.500 euro. Una grande differenza di genere importante in tutti gli ambiti lavorativi e in tutte le tipologie di assunzioni. Chiaramente questo dato si accentua rispetto a chi è assunto in maniera precaria. Abbiamo anche in Veneto migliaia di lavoratori che sono assunti in maniera precaria, che sono sotto i 10.000 euro di reddito, e che un reddito che di fatto è sotto la soglia di povertà. Ed ora andiamo a Malcontenta, dove continua la battaglia del Comitato Tutela Salute Ambiente. Per il mancato spostamento dei serbatoi della San Marco Petroli è stato depositato un ricorso. Siamo stanchi di essere presi in giro come cittadini, e soprattutto perché non si rispettano gli accordi presi anni fa, e abbiamo fatto ricorso alle deliberazioni del Consiglio Comunale. I residenti di Malcontenta, membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente, non mollano. Per questo hanno presentato il ricorso al TAR contro la delibera della modifica al piano degli interventi, che non prevede più il trasferimento dei serbatoi della San Marco Petroli, dichiarato però pericoloso dalla prefettura e nella lista degli 8 impianti a rischio incidente rilevante. Ha 28 serbatoi di combustibile con una capacità complessiva di circa 1.300.000 litri di combustibile altamente infiammabile, che rappresenta una minaccia costante perché siamo a 150 metri dall'abitato, e nonostante questo non rispettano gli accordi, che l'accordo precedente fatto dall'accordo programma del Vallone di Moranzani prevedeva il trasferimento a 1 chilometro da qua vicino al canale Sud. Con questa deliberazione dei comuni di Venezia, la San Marco Petroli rimane al suo posto. Procedure evidenziano che non rispetta le normative di PAT e legge Seveso. Il silenzio di questi soggetti è eloquente. Hanno disdettato anche una commissione qui a Malcontenta organizzata per lunedì prossimo sul tema del benzene, altra questione rilevante su cui ci stiamo spendendo, e c'è da dire che non solo questo, ma su tanti altri temi sarebbe da aprire un libro qua a Malcontenta. Aspettiamo il sindaco, aspettiamo gli enti competenti, aspettiamo la regione che indicano e organizzino un'assemblea pubblica nel quale ci vengano a spiegare i perché di tante questioni che sono ancora calde. La sostenibilità è una speranza a questo punto, proprio a causa delle decisioni prese recentemente dalla nostra amministrazione comunale. Questa speranza si va allontanando, e dire che Venezia è città capitale della sostenibilità. L'ex supermercato di Via Piave, utilizzato come centro culturale dalla comunità bengalese, dovrà essere destinato ad altro, a deciderlo il TAR.
Il TAR ha dato ragione al Comune di Venezia che aveva ordinato la cessazione delle attività di culto all'interno di un locale a destinazione commerciale, un ex supermercato, in via Piave a Mestre. Non potrà dunque essere trasformato in un centro culturale moschea. Cercheremo di incontrarci con il Comune e di spiegare la nostra difficoltà che esiste da tanto tempo, cioè quello di un luogo di culto a norma, perché quelli che ci sono in giro per la città purtroppo sono fatti nei posti, nei magazzini, nei posti non idonei, no? E quindi il Comune ha dimostrato comunque una collaborazione. Io ho provato un po' di volte a comunicare, a cercare di avere un rapporto comunque e se devo essere sincero ho trovato comunque le porte aperte. La comunità bengalese a Mestre è molto numerosa e necessita di un luogo di culto che, spiega Aulader, potrebbe anche riqualificare zone degradate, come ad esempio Via Giustizia, per cui era stata fatta una proposta. C'è necessità di un luogo di culto, però qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è quello di comunque di riprendere alcune zone che sono degradate, che sono abbandonate da 20, 30, 40 anni e di riqualificare quelle zone facendo un posto, diciamo, dignitoso che vada bene sia per la comunità italiana che sia per la comunità bengalese. Intanto stamane, a pochi passi da Via Piave, un uomo di origine africana che in passato aveva già creato problemi all'interno dell'ex supermercato ha aggredito un 39enne bengalese. Sul posto, oltre a Prince Aulader e alcuni membri della comunità, anche la polizia che ha raccolto le testimonianze. Ed ora parliamo invece degli esami di maturità. Al via la prima prova, quella di italiano. Siamo stati al liceo Franchetti di Mestre per raccogliere le prime impressioni dei maturandi. Ero più tranquilla a scegliere la 1, anche se io di solito non la scelgo mai, perché Ungaretti è uno degli autori che conosco di più, di cui sapevo la vita, le opere, era quello con cui potevo fare più collegamenti. Appena ho visto Ungaretti Pirandello mi sono un po' tranquillizzata. Con lo scritto di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio sono iniziati gli esami di maturità per circa 6.000 studenti delle 54 scuole superiori della città metropolitana di Venezia. Ungaretti e Pirandello, l'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini, la scrittura che cambia nell'era digitale e una riflessione sull'uso della bomba atomica sono solo alcune delle tracce sulle quali i maturandi sono stati chiamati a cimentarsi nella prima prova. Non tutti però hanno apprezzato le tracce di poesia. Ho letto Ungaretti e ho detto no, ho letto Pirandello e ho detto anche no, perché ho letto tutto il testo e particolare, anche perché era un'opera che non avevamo fatto a scuola, neanche minimamente citata, quindi boh. E per verità la B1, quindi la prima della B, ho detto perché no, proviamo, mi sembrava carina. Anch'io ho scelto la B1 perché mi sembrava la più interessante, anche quella magari su cui ero un po' più informato, e anche se ero partito con l'idea di fare quella di Pirandello, perché è un autore che mi piace molto, però noi avevamo fatto quell'argomento e quell'opera, quindi ho preferito passare alla traccia più storica. Quella che ho scelto io era tratta dal discorso di Nicoletta Polla Mattiotto, mi sembra si chiamasse, e che riguardava insomma il silenzio. Io ho scelto la tipologia B1 che trattava appunto di guerra e quindi sono riuscita a collegarmi anche a temi abbastanza attuali. Domani gli studenti affronteranno la seconda prova, quella che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto poi un colloquio che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun maturando. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alla sigla e subito dopo le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.